dall'uscita della curva 7, poi a portare il treccio di respiro che porta la 8 al punto dove Tomassini poi guadagna di più, per poi fare il fermare dalla vettura di Bada. Direzione gara, pronti per questa seconda manche, parte subito benissimo Natale Casalboni, ottimo lo spunto anche di Tomassini che scatta benissimo dalla seconda. Che accelera un pochino, vediamo anche se è stata un attimo migliorata anche la situazione, mi sembra di no, perché vedo Casalboni in difficoltà, la situazione anche nel tratto di rettilineo tra curva 7 e curva 8 che poi va a dimettere nel rettilineo di partenza. E intanto chiude il primo passaggio Casalboni
seguito da Tomassini. Fango alzarsi, intanto comunque davanti sempre Natale Casalboni, eccolo qua Casalboni che sta intanto andando ad iniziare il suo terzo passaggio, in questo momento seguito sempre da Daniele Tomassini con questa Mitsubishi Colt, struttura con la quale seconda manche, intanto Casalboni e Tomassini, eccoli qua sul traguardo per iniziare il quarto passaggio. Ricordiamo che sono i 5 i giri da disputare. Chiamata per i piloti del gruppo 4 Buggy 1600 a prepararsi al cancello, i numeri 186. iniziato in questo momento per Casalboni e Tomassini. Mentre sempre ancora in difficoltà, amatori in terza posizione, ma tutto lì tranquillo.
a cercare di portare a casa questa manche, quindi questo suo terzo posto. Casalboni, che quindi va a vincere questa seconda manche davanti a Daniele Tomassini. Allora sempre con le ruote coperte, però passiamo al campionato italiano, gruppo 2, terzo posto per Daniele Tomassini. Secondo classificato Giancarlo Amatori. E al primo posto Natale Casalboni. Eccolo qua, allora il podio del gruppo 2, altro applauso quindi per Casalboni, Amatori e Tomassini. Giancarlo, ridi un po', dai. Io non so serio? Grande Daniele! Vai Lillo! Come sei davanti che era meglio. Bene, dai, mandiamoli giù, posto. Passiamo al gruppo.